Va ora in onda la rassegna stampa. Che sonno ragazzi, ma dove sono? Cos'è successo? Devo aver fatto un sogno stranissimo, ero andato ad Amsterdam in Olanda. Io che non bevo, non fumo, faccio anche una dieta tutta particolare e avevo fumato, bevuto, droga, torte, cioè una roba, non devo fare più ste cose. Poi c'è una certa età, anche se mi pare, e poi sono tornato, cioè è morto Bossi, è morto il capo della Liga. No, non è possibile. Bossi è immortale, non muore, assolutamente no, è stato un incubo. Poi sono andato avanti a dormire ancora un po' e cioè sono andati a votare in tantissimi per il referendum. Dai, che bello! Il referendum per il sì, per dire sì a un cambiamento nella giustizia, la separazione delle carriere. Ma sono andati in tantissimi, addirittura nella mia famiglia tutti hanno votato, anche i miei figli, 15 anni, hanno votato per il sì, assolutamente, per dire. No, ma i parenti, tutti i miei parenti hanno votato sì. E ho fatto sto sogno pazzesco che ha vinto il no dappertutto, tranne che in Padania. Poi ho sognato che da quest'oggi, forse lo avete sentito, alle 7:25 parte il Va Pensiero. Come un tempo, il Va Pensiero, versione di Muti, è particolare, certamente, però i gattini non hanno mollato la presa. I gattini ci sono sempre per il ridere a una certa stampa che ne dice ne fa di tutti i colori, anche se da quest'oggi Repubblica e La Stampa sono di qualcun altro, ma pare che sarà tutto come prima, quindi colleghi giornalisti o professionisti naturalmente, non spaventatevi, potrete andare avanti a schizzare odio verso il governo come quando vorrete. E allora buongiorno, è il caso di svegliarsi? Buongiorno da Sammy Varin. Ho fatto anche un altro sogno e questo purtroppo, anche questo non è un sogno, ma è la verità. I magistrati che cantano Bella Ciao, e questi ve li faccio sentire. Sì, dovete godere con me di questo. Cantano Bella Ciao. Chi non salta imparato è. E poi dopo, ma ho pietà di voi, arriva anche Bella Ciao, certo. Sono i magistrati. Beh, hanno saltato anche chi non cantato Chi non salta la Meloni è per quello. Che so che a quest'ora state facendo colazione, state guidando, andare fuori strada per così poco, ragazzi, I magistrati che cantano Bella Ciao per festeggiare la vittoria del no al referendum. E uno dice, ma non erano staccati dalla politica? Cioè, uno dice, noi non c'entriamo niente, noi non facciamo politica, e poi se vince il no, cantate Bella Ciao. Che robe strane, veramente, stanno succedendo cose che uno veramente gli sembra di vivere un incubo. E chiaramente sono cose che chiedo a voi, cari ascoltatori, con il buongiorno rinnovato. Sono Sammy Varin, sono tornato, eccolo qua, e dici era meglio che stavi a casa, Sammy Varin, se ci porti queste notizie. Il buongiorno anche a Francesco, anche lui è tornato, certamente. Siamo tornati da questo sogno, da questo incubo, e ora chiediamo a voi ascoltatori la dritta via. Dateci delle risposte, la vostra lettura, che è sempre la migliore, di ciò che è accaduto negli ultimi giorni.
come sempre tramite WhatsApp al 340 6709 659 340 6709 659 e naturalmente più avanti anche tramite telefono allo 02 92 94 7222. Ne abbiamo fatto incetta di questo telefono, fanno ancora male le braccia ai nostri registi perché hanno provato che cosa vuol dire Radio Libertà nei momenti caldi. Diciamo che abbiamo fatto meglio ancora dei tempi di Radio Padania Libera. Chiaro, c'era un funerale, quello di Umberto Bossi, che mai avremmo potuto fare, ma che secondo me ha portato qualche cosa di positivo alla Lega, quel pepe in culo che forse non ci ricordavamo più di avere. Ne parleremo anche di questo, naturalmente. Io mi tuffo però subito, immediatamente nei quotidiani, non ne posso fare a meno. Questa alla fine è una rassegna stampa, molto alla fine, ma lo è. E allora parto dal quotidiano, certo, per tutti voi, quotidiano di riferimento, che è il quotidiano comunista del Manifesto. Eccolo qua, il Manifesto di oggi, Adesso sì. E la fotografia è di tantissimi giovani che manifestano. Abbiamo visto ieri a Roma, in Piazza del Popolo, addirittura i fuochi artificiali. Quelli di Sky non ci credevano, dico, ma hanno fatto i fuochi artificiali per festeggiare la vittoria del no al referendum, ma noi l'avremmo fatta sta roba? È una domanda scema, ma noi ci saremmo comportati così? Boh. E hanno fatto questa manifestazione spontanea in centro Roma per festeggiare tantissimi giovani. Ecco, se c'è un dato che mi è piaciuto è che alla fine abbiamo fatto questa magia, siamo riusciti a far alzare un fracco di gente, come dico io, togli il culo dal divano, alza il culo dal divano e va a votare. Bene, era meglio che non andavano, perché hanno votato no al referendum, questo è il problema, capito? Però Sammy Varin, sei stato bravissimo, hai convinto che dovevano andare a votare, e penso che sia la cosa principale, andare a votare, dire ci sono anch'io, ciao, sono tornato a votare, cazzo l'ho detto io l'altro giorno, vi ricordate, porco cane? E questi hanno votato no. Tanti giovani, moltissimi giovani. Che segnale è questo? Lo chiedo a voi ascoltatori, ve l'ho detto, io vi leggo adesso qualche quotidiano, ma non me ne fotte assolutamente niente, io voglio sentire voi. Sono stato creato radiofonicamente non per parlare, ma per ascoltare. Quindi se magari non l'avete mai scritto un WhatsApp al 340 6709 659, ma volete dire la vostra su questo risultato del referendum, no al cambiamento della giustizia, ma è un no forse un po' più potente ed è un semplice cambiamento della giustizia, 340 6709 659. Adesso sì, dice il quotidiano, il Manifesto. Adesso sì che ha vinto il no. Con 2 milioni di voti di vantaggio, il 53,7% vince il no alla riforma della magistratura. Buona l'affluenza, pesantissima la sconfitta del governo, Meloni azzoppata, però vado avanti, pericolo scampato, ma la giustizia va riformata sul serio e il centro-sinistra ricostruito. Fa un po' ridere questa prima pagina del Manifesto, cioè la giustizia va riformata sul serio e quando la riforma la fa la destra dici di no, ma è un no a tutto, lo sapete. Questi non volevano fare neanche le Olimpiadi, qualunque altra riforma era per il no, così come il no all'autonomia. Cioè, poi loro hanno cambiato l'articolo 5 della Costituzione, il PD, proprio per paura della Lega, no? L'hanno fatto loro quel cambiamento, ma alla riforma della Lega sull'autonomia dicono no. E attenzione, bada ben, cioè questo avviso al governo è un casino, perché adesso volevamo fare anche una riforma elettorale. E visto che la sinistra si mette tutta quanta insieme, volevamo modificare la legge elettorale per far sì che insomma sia un attimino più attenuata la situazione che vince la sinistra per forza se si va a votare.
No, è giusto farla vincere a questo punto. Tu dici gli italiani sono così cazzoni, lasciamoli governare dalla sinistra per qualche mese, non di più. No, io sto scherzando, sapete che sono uno che a già quest'ora del mattino ama tirarvi dentro, infervorarvi, però attenzione, se non si fa una riforma elettorale che attenua determinate problematiche fatte da accrocchi appositamente inventati per le elezioni, e poi il Parlamento che arriverà l'anno prossimo è quello che elegge il Presidente della Repubblica. Quindi abbiamo perso anche l'ultima possibilità di eleggere un presidente non di sinistra. Sappiatelo. 3406709 allora da dove partiamo? Popolo di Radio Libertà. Tutti contenti che è partito il Va Pensiero, io sono contentissimo più di voi, ragazzi miei, certo. Beh, è stata forse la sensazione che abbiamo avuto quando avete chiamato in migliaia e migliaia in questi giorni per ricordare Umberto Bossi. È stata una sensazione così forte che non potevamo farne a meno, capito? Non potevamo farne a meno. Prossimo passo, certo, Radio Libertà che si torna a chiamare Radio Padania Libera minimo. Dai, sto ridendo un po', no? E che cavolo, abbiamo appena rifatto gli adesivi, tutti i gadget con scritto Radio Libertà. Non scherzate con Sammy Varin. Da dove parto? Oggi parto dal quotidiano Libero, perché penso che sia il giornale più pieno, più fregno, si dice fregno, quella cosa lì, è di notizie e di sensazioni e di incazzature. Cosa titola oggi Libero? L'ingiustizia è uguale per tutti. L'ingiustizia è uguale per tutti. Sopravvive il sistema malato. A forza di menzogne vince il fronte del no, che sfonda soprattutto tra i ceti improduttivi. Ragazzi, c'era qualcuno che voleva la secessione, che se n'è andato qualche giorno fa, che è stato osannato dai politici italiani più potenti, ma lui non lo voleva questo Stato, lui voleva la secessione e forse qualche motivo ce l'aveva. I ceti improduttivi del meridione hanno votato no, ma anche i giovani pro-PAL. Sì, in molti mi avete scritto dicendo ma sono andati a votare tutti quelli dei centri sociali? Interessante, come se ci fossero delle cellule dormienti, non soltanto quindi di figli del barcone, ciabattanti vari, probabili personaggi che faranno saltare in aria qualcuno o qualcosa. Cioè, c'è un fracco di gente che è lì, che non va a votare e che aspetta un segnale. Gomblottista di Sammy Varin, vi sto instillando gomblottamento. Scrivetemi 34067096659 se guadagnassi un centesimo per ogni WhatsApp che arriva, ragazzi, la nostra radio sarebbe ricca. Altro che Antenna, com'è che si chiamano i greci che hanno comprato Radio Capital, Radio M2O, Radio DJ, dovranno imparare tutti quanti il greco. Noi sappiamo a malapena l'italiano e un po' di milanese, ma neanche poi tanto bene. Ora guardiamo alle politiche, sarà un'altra storia, aggiunge il quotidiano Libero in prima pagina. Ma eccola qua, la foto dei magistrati che cantano in coro "Chi non salta la Meloni è il festino dell'Associazione Nazionale Magistrati tra Bella Ciao e Brindisi, signori, e poi hanno preso le distanze da loro stessi, sicuramente, però è interessante capire da oggi come si lavorerà con questi di fianco, ma io penso nessun problema, assolutamente, cioè anche se abbiamo dei parenti, degli amici che hanno votato no al referendum, non vuol dire mica che abbiano votato no al governo, o sì,
L'ingiustizia è uguale per tutti, scrive Mario Secchi, e ci terremo per i prossimi 20 anni. Questo sistema della magistratura fallimentare, giacobino, asservito alle correnti della politica e contro gli interessi del cittadino. Gli elettori hanno votato, massimo rispetto, ma il problema resta e la difesa della Costituzione nulla c'entra in questa storia. Le elezioni del referendum sono molte. Penso sia un esercizio in gran parte inutile, perché l'unica domanda che conta per il centrodestra, per il governo, per Giorgia Meloni, per noi, adesso è quella del compagno Lenin. Che fare? Tra i tanti spunti, il primo, il più interessante, mi sembra quello che riguarda la separazione non delle carriere, ma del paese in due parti. Gnam gnam, signori, preparate la tavola. In due parti separiamo il paese. La prima è quella produttiva del nord. C'è un errore, c'è un refuso. Ha scritto nord con la D. Se chi si scrive nord, ok? Dei ceti che sono dedicati all'impresa, l'Italia del fare che ha votato sì. Il Lombardo-Veneto, ad esempio. Sì, la Lombardia e il Veneto, e anche il Trentino, eccetera, sono state le regioni che hanno votato alla stragrande sì. Ma anche il centro di Milano. Che roba strana. La seconda è quella del Mezzogiorno. La seconda Italia è un'Italia assistita, attaccata come la cozza di Giovanni Verga allo scoglio del reddito senza lavoro, alle pensioni di invalidità, alle promesse che dai tempi di Lauro chi? Achille, arrivano fino al presente con le mirabolanti trovate economiche del presidente della regione Campania Roberto Fico, già noto alle cronache per non avere mai combinato niente prima di approdare alla presidenza della Camera. Sono due Italie alle quali bisogna guardare con realismo. Qualcuno voleva la secessione. Tra poco più di un anno andremo al voto. Il governo deve organizzare due piani, uno per i ceti produttivi e uno per il Mezzogiorno che non ha votato la riforma. Anche se io sono del parere che non era tanto per la riforma questo voto, signori. Cioè, forse questo referendum, vi sto dicendo un mio pensiero personale, forse questo referendum ha sbagliato momento, non doveva essere fatto in un momento di sfiga del genere, tra guerre una dietro l'altra, appena passato il Covid, e la benzina che va sempre più su e non scende, nonostante il governo abbia abbassato le accise. Ragazzi, ci sono ancora benzinai con il gasolio sopra i 2 euro, ma siete andati a bussargli dicendo oh, ma lo so che non è colpa dei gestori, ma i gestori come minimo devono rompere i coglioni, perché lì non ci deve andare nessuno a fare gasolio, nessuno! Ci stanno prendendo per il culo. Ed è chiaro che tutto si rivolge al governo, nel senso che loro ci prendono per il culo, questi che hanno in mano il petrolio, e giocano con i prezzi a rialzo, a ribasso, dipende cosa dice Trump. Adesso è finita la guerra in Iran, non scendiamo, ma però risaliamo perché non abbiamo detto mica che è finita davvero. L'Iran mica l'ha detto, mica l'ha confermato. Ma se il governo dice che deve scendere il prezzo del gasolio e della benzina perché le accise sono più basse, c'è qualcuno che si sta arricchendo. E io lì, a quel marchio di benzina, non ci vado mai più. È questo che dovete fare. Non protestare contro il governo, ragazzi, che sta facendo miracoli e che ne andrà avanti a fare, perdendoci non so quanto, ragazzi. Vado avanti con l'editoriale di Secchi. Tra poco più di un anno andremo al voto. Il governo deve organizzare due piani, uno per i ceti produttivi, uno per il Mezzogiorno, che non ha votato la risposta, la riforma. Dov'è la risposta? Al Ministero dell'Economia servono soldi, provvedimenti fiscali, passano attraverso uno strumento che si chiama legge di bilancio. Nella Prima Repubblica, con un voto come quello di ieri, sarebbe seguito un vertice di maggioranza, un colloquio del Premier con il Presidente della Repubblica, un rimpasto di governo, in questo caso chirurgico, profondo,
in alcuni posti chiave e con un ridisegno di alcuni ministeri, con lo scopo di rafforzare l'azione di governo alla fine della legislatura. Secchi, non mi dire queste cose che, dai, ci stai illudendo. Secchi, non fare nulla? Il rischio di logoramento è alto. Voto anticipato? Chi apre la crisi di solito non la chiude, le elezioni le decide il Quirinale. Non so cosa accadrà, quali saranno le decisioni di Meloni, ma di certo ieri è successo qualcosa di importante. Lo accenna appena Secchi, siamo sul Libero, signori, che secondo me è il quotidiano del giorno da comprare, e però allora la nostra astrologa lo aveva previsto, vi ricordate che la sentiamo ogni tot mesi? Cioè aveva sibilato che sarebbero successe cose molto gravi, e guarda caso manca solo l'invasione degli alieni e delle cavallette, e addirittura la possibilità che cadesse il governo. Questa frase io me la ricordo, signori. Abbiamo toccato ogni cosa di ferro e fatto autoerotismo per ore e ore, ma detto così. Chiaro che il governo non cadrà, però un rimpastino, mia nonna lo chiamava pastino, quando ti facevi male, che mettevi il cerotto, diceva: ah Sammy, metti un pastino. Mai capito, lo diceva solo mia nonna sta cosa. Un rimpastino. Chiaramente stiamo già pensando a qualche cosa. Dici, ma cambiamo magari qualche ministro, che so, No, ma gli vogliamo bene, assolutamente, no? Al ministro dell'interno, ma è bravissimo, e poi ha lavorato con Salvini nel suo gabinetto, anzi era Salvini che, cioè, ma sostituirlo con Ossa, no, dai, stiamo ridendo, perché vi devo tirar su il molare, oggi sono il vostro dentista preferito, e d'altronde, signori, siamo tutti un po' giù di morale, di molare, appunto, perché ha vinto il no, ma non ha vinto da tutte le parti. Che faccio? Mi metto a fare lo spettacolo, e come posso fare a tirare su il molare a ascoltatori delusi? 340-6709-659. Ah, qualcuno mi scrive: ma mandameli in onda i magistrati che cantano Bella Ciao. Allora lo chiedo, dai Francesco, quando c'hai tempo cercami i magistrati che cantano Bella Ciao e li mandiamo in onda. È una richiesta popolare degli ascoltatori di Radio Libertà, e insomma, intanto le analisi e i commenti, ok? Siamo sempre in primo piano sul quotidiano Libero, perché poi ci sono tanti articolettini che gnam gnam. Giorgia delusa studia il piano di fine mandato, Fausto Carioti. Il paese diviso, il sud rifiuta il cambiamento. Corrado Ocone mi invita a nozze, ragazzi, io sono un secessionista fallito, lo sapete, probabilmente al funerale di Bossi ero tra quelli che avrei cantato secessione, Padania Libera, eccetera eccetera, ma sono anime che sono sempre esistite all'interno della Lega, ragazzi. Qualcuno ha memoria corta, ma in tutte le Pontida ancora adesso si grida secessione, Padania Libera, Roma ladrona, ragazzi. Ma non è odio verso il sud, ormai dovreste averle capite ste cose. Sono passati un po' di anni, ragazzi miei. È il fatto che Roma non ne capisce niente di queste zone, nulla. Non vuol dire secessione, vuol dire autonomia, vuol dire uniti sì, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, ognuno è responsabile della propria terra. È questo che vuole la Lega da sempre, e convivono certo le bandiere italiane, che fanno incazzare qualcuno, con quelle del nord. Sono arrivati i cantori. Dai. Se io muoio, Silenzio, non aggiungiamo altro. I magistrati che cantano Bella Ciao, e un'altra scena saltavano appunto dicendo: chi non salta la Meloni è. Ma quante volte l'abbiamo fatto anche noi. Chiaro che un magistrato, uno dice, ma sì, ci si aspetta una certa serietà da queste persone. Ci spiace, no? Avete scelto un lavoro
che deve essere così. Però giustamente ci sono quelli che sono schierati per il sì, per il no, si chiama democrazia. Chi non salta la Meloni è, e cantano Bella Ciao, che se non è un canto di partito mi pare che sia stato abbastanza strumentalizzato. Ai miei tempi, quando ero piccolo, io Bella Ciao l'ho imparato a memoria. La maestra, forse era seconda o terza elementare, e ce l'ha fatto sentire, ce l'ha fatto imparare a memoria. Ma non c'era nessuna polemica, non gliene fregava niente nessuno, era una bella canzone, i partigiani. Pensa che io devo avergli portato anche il registratore, perché già ai tempi facevo addirittura le interviste, perché il Lambro è sporco, intervistavo la gente per strada e poi portavo in classe il risultato delle mie interviste. Sono stato un giornalista fin da bambino. Cioè, adesso negli ultimi decenni, un po' qualcosa di più, cantare Bella Ciao vuol dire essere di sinistra. È così. Ai tempi la polemica non esisteva. E se i magistrati, i giudici cantano Bella Ciao, per la proprietà transitiva dell'uguaglianza, da che parte stanno? Siamo sempre sul Libero, signori. Dicevamo, il paese diviso, il sud rifiuta il cambiamento. Corrado Cone, io lo amo, me lo sposo, ma non è finita la delusione di Forza Italia, perché è stata Forza Italia a proporre questa legge per cambiare un po' la magistratura, per cambiare un certo tipo di giustizia, per separare le carriere, e la Lega trema per l'autonomia. Fabio Rubini ci parla di questa brutta cosa. La Lega trema per l'autonomia, ma non è previsto nessun referendum, Fabio? Dopo ti leggo. Il nostro direttore Giovanni Sallusti: svanisce il mito della sinistra pro riforma. Perché, ribadisco e discorrivo, se una riforma non la fa la sinistra, non va votata, è così. Si chiamano truppe cammellate, quelli dei centri sociali che tra una droga e l'altra si sono risvegliati e sono andati a votare. Scherzi a parte, ma ce n'erano veramente tanti ai seggi. Ho fatto la coda, era un po' che non si faceva coda per votare, e soprattutto al referendum. La speranza è che poi tutta questa gente, stavo dicendo vada a votare la prossima volta, ma è meglio metterci una parentesi e un non tra parentesi, torni a votare la prossima volta. No, ma dai, guarda che secondo me è una roba psicologica che hanno votato no. Mi date ragione o mi date torto? Vogliamo inondare la nostra macchinetta WhatsApp al 340 6709 659 del vostro parere, ok? Sempre sul quotidiano Libero, Schlein si sente già a Palazzo Chigi e apre alle primarie. Capite l'effetto dirompente di questo, che non doveva essere un sì o no al governo, ma ci siamo accorti e si è tramutato lentamente in un pro o contro il governo. E adesso il primo è stato Conte a parlare dicendo sì, sono pronto, le primarie. Adesso anche la Schlein è pronta, apre alle primarie. E questi, se si mettono tutti insieme, ci fottono, ragazzi. Cioè, più che ci fottono, vinciamo sempre noi di centrodestra, ma sarà per un pelo e ci sarà ingovernabilità se non cambiamo la legge elettorale. Ma come fai a cambiarla adesso? Conte si prepara a fare le scarpe alla sua alleata. Ultimo editoriale di Pietro Senaldi. Siamo sul quotidiano Libero, ragazzi, che vorrei sfogliare con voi, perché secondo me è veramente potente. Senti qua, le due Italie, signori. Questa è Radio Padania Libera, non è Radio Libertà, Radio Padania Libera. Anzi, vado a riprendere tutti i miei vecchi jingle. Ho scoperto di essere stato la prima voce della Lega, il primo spot elettorale del 1992 per la Lega l'ho fatto io, e la roba, e vi ringrazio che me l'avete spedito, perché non me lo ricordavo più. Le due Italie, scrive Libero oggi a pagina 2, Lombardia, Veneto e Friuli, uniche regioni per il sì, e il no stravince al sud, dalla Campania alla Sicilia. La legge Nordio prevale nei territori del nord, il record in Veneto con il 58%.
Toscana ed Emilia si confermano roccaforti rosse e nel meridione, dove l'astensionismo è più alto, domina il voto contro il cambiamento. Non vi racconto cos'è successo a Napoli. Brutta sorpresa per Bersani, ci dispiace, a Bettola perde ancora. Sì, ma Bettola perché si trova al confine con la Lombardia. Bettola è in provincia di Piacenza, ma è vicino alla Lombardia e si sentono lombardi questi. Niente da fare, neanche questa volta Pierluigi Bersani è riuscito a vincere a casa sua. Ormai anche le urne certificano delle tante tornate elettorali dove a Bettola, in provincia di Piacenza, ha vinto il centrodestra. E ancora una volta, anche per il referendum, 66,79 per il sì contro il 33,21 per il no. Ma chiaramente noi Bersani lo amiamo, soprattutto perché è stato uno che ha amato tanto il nostro grande capo che ci ha lasciato giovedì sera, Umberto Bossi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Questa ci sta come base meditativa dopo la vittoria del no al referendum. Freedom si intitola così, è un caso, la canzone di Luciano D'Addetta. Il suo stile mediterraneo lo ha portato a creare uno stile personale chiamato Flaming Music. Ha lavorato come contrabbassista nell'Orchestra Sinfonica dei Navigli, ma è anche chitarrista e pianista. Lo stiamo ascoltando in queste settimane tutti insieme nelle pause della rassegna stampa. Luciano D'Addetta con Freedom. Aspetta un po' che clicco, copio. Sì, perché siamo in diretta anche sui social, ma molto spesso quando dico qualcosa che sta antipatico a Facebook ci bloccano, e per fortuna chiaramente che abbiamo poi varie piattaforme. Lo dico sempre, se a un certo punto non ci sentite più su una piattaforma, su una pagina Facebook o su YouTube, cercate comunque Radio Libertà da un'altra parte, prima o poi saltiamo fuori. Oppure, ancora meglio, cercate Lega Salvini Premier, che ha più di 1 milione di follower e difficilmente hanno questa coscienza di bloccarci, perché non gli conviene. Chiaro che Radio Libertà si ascolta in tutta Italia con la vostra radiolina, utilizzando la banda DAB e cercando Radio Libertà, siamo in ordine alfabetico, o ancora andando sul sito radiolibertà.net, o meglio per tutti, scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare. Ci portate dappertutto. Francesco, facciamo vedere quanti WhatsApp. Io devo stare attento a fare questi appelli, perché guarda quanti WhatsApp che sono arrivati dalle 7:30 di questa mattina. Cioè, siete dei pazzi, capito? Siete dei pazzi, ma vi amo. Buongiorno Varina, almeno per me è un buongiorno, per lei è la canzoncina, non so, la famosa canzoncina per il sì al referendum.
Da ora i giudici libereranno gli stupratori, i clandestini e leveranno i figli ai genitori, senza contare la definitiva chiusura del carcere albanese. Forza, sarà per la prossima volta, scrive Francesco, tuo omonimo, non sei tu che scrivi sta cosa, no? Ok. Sì, e viene anche il dubbio che ci sarà una certa rivalsa. Non lo voglio pensare, assolutamente no. Non lo voglio pensare e non lo penso. Non lo penso, voi lo pensate? Che vergogna, gli italiani, povera Italia, scrive qualcun altro. E ancora, certo, mi fanno vedere la pagina di un quotidiano, deve essere il Corriere, il no trionfa, ma non a nord-est, ok? Comunque, abbiamo già detto che c'è un motivo per cui siamo diversi, ma le diversità sono bellissime, capito? Vanno esaltate le diversità. È per quello che vi ho sempre detto: Italia unita sì, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, dell'autonomia. Al colore rosso vietiamo le nostre strutture sanitarie. Scherza, naturalmente. Mattia da Padova, infatti, facci vedere com'è divisa in questo momento l'Italia, con un sì al referendum che domina nelle regioni del nord, del nord-est per essere precisi, perché nel Piemonte ha vinto il sì, ma Torino ha vinto il no, e questo ha fatto da traino dappertutto. Stessa cosa anche nel Lazio, comunque. Nel Lazio praticamente ha vinto il sì, ma a Roma ha vinto il no alla grande, questo ha fatto molto da traino. Comunque, ripeto, non era un voto per decidere sì o no al cambiamento della giustizia. C'era qualche cosa di più e stiamo cercando di capirlo insieme, e io vi invito a scrivere il vostro pensiero al 340 67 09 659. Buongiorno Sammy, non vorrei essere dei panni del governo, adesso voglio vedere come potrà fare delle leggi sulla giustizia che vengano forse appena rispettate, con una giustizia che salta, come tu hai detto. Mi dispiace, ma ci meritiamo quello che è successo. Qualcuno diceva l'italiano non merita di essere governato. Già, è vero, tempi tristi per la Padania, molto tristi, ma non è detto. Sto campionando, mi dicono, ma va? Gianni, buongiorno. Da un lato gli elettori ci hanno presentato il conto per le promesse mai mantenute su immigrazione e sicurezza, ma non è che non le abbiamo mantenute, è che grazie a certi giudici non possiamo fare leggi che questi le interpretano come vogliono, e se un immigrato che violenta qualcuno e c'ha il raffreddore, non lo possono rispedire al loro paese. Dall'altro un sistema informativo, tranne poche eccezioni, orientato a sinistra. Questo è vero, Gianni, questo è vero, ed è il motivo forse per cui lo stesso Matteo Salvini lo abbiamo avuto ospite per un'intera giornata il giorno dopo la dipartita di Umberto Bossi, perché forse ha voluto lanciare questo segnale che non c'è una certa informazione, manca completamente una certa informazione che faccia semplicemente da contraltare alle corazzate della sinistra. Anche quelle non dichiarate sono sempre corazzate della sinistra. Ve ne state rendendo conto anche su certi canali Mediaset? Ditemi che non è vero. Buongiorno, è chiaro e vero che esiste la Padania e poi il resto parassiti italioti? Punto di domanda? No, non sono di questo parere. Diciamo che c'è una certa mentalità differente. Come rimpiango l'Austro-Ungheria. Bei tempi di ordine, disciplina e lavoro. Poi sono arrivati Cavour, Mazzini, Garibaldi e Reuccio, insieme a miseria, guerre e a magistratura democratica. L'estinzione ci calza a pennello. Scherza, ma mica tanto, Marco. I giovani sono lo specchio reale della decelebrazione dovuta alla scuola e all'incapacità culturale della destra. Putin, mandaci un paio di atomiche, grazie. Stiamo sempre ridendo, signori, stiamo nuotando nella cacca, ma intanto ci ridiamo sopra. No, il problema della scuola è questo, ragazzi miei,
I miei figli, Tabata ed Elia, hanno 15 anni, hanno cominciato a frequentare la prima superiore, se ne stanno accorgendo, a parte in certe classi l'80% sono tutti figli di immigrati, figli del barcone, come dice scherzando sempre Sammy Varin, ma una certa ideologia campa quotidianamente e prolifica sempre di più, ragazzi. Puoi immaginarti quando uno arriva all'università. Condoglianze Sammy, tutto è finito purché l'onore, ma con certa gente di Fratelli d'Italia non si può andare avanti. Giorgia, se si vuole salvare, deve fare un ripulisti molto profondo tra i suoi. E anche questa potrebbe essere una... adesso tutti pensano a Del Mastro, ma vabbè, è un esempio. Però la caratura di determinati personaggi nel centrodestra e soprattutto in Fratelli d'Italia è miserevole. Caratura politica. Che segnale, più rincoglioniti che mai, tornassero nei loro social, il segnale della gente che ha alzato il culo e che è andata a votare per questo referendum. E io sono qua che se mi date una bottiglia di quelle di plastica faccio il gesto, me la do in mezzo, sì, perché sono stato io fautore di questo, dicendo alzate il culo, andate a votare, mi raccomando. Sì, sono andati a votare e hanno votato no. Dalla Svizzera ho votato sì. Applauso a Ivano. I giovani hanno votato no per eliminare Giorgia Meloni quando si votava per un referendum che non c'entra niente con le elezioni. Giorgia è ancora lì e si sono fatti manipolare seguendo il pifferaio magico. Ho visto tanti giovani votare come se fosse un gioco, una partita di calcio, ci scrive Ivano. Interessante. Continuate a scrivere, ragazzi, è 340 67 09 659 e anche grazie a quelli che in queste settimane si sono avvicinati a Radio Libertà e hanno capito che abbiamo bisogno di voi anche economicamente. Grazie, stanno arrivando tanti piccoli bonifici da 5 euro, quello che io propagando su queste frequenze, attraverso il conto corrente postale 3767 1294 3767 1294 intestato a Radio Libertà Milano con scritto come causale casuale, perché l'ha chiesto Sammy Varin. No, al posto della colomba, dieta per Sammy Varin, al posto della colomba 5 euro a sostegno di Radio Libertà e per migliorare la nostra redazione, per comprare un computer che non sia comunista, perché quando io clicco sui quotidiani che non sono di sinistra mi esce dal programma. Io ve le devo raccontare tutte queste cose. Grazie anche a quelli che vanno sul sito radiolibertà.net. In alto a destra, dona ora, ci cliccate, ci sono tutte le informazioni su come aiutare Radio Libertà con un bonifico con la carta di credito istantaneo, grazie, ma col conto corrente postale secondo me è più carino, so che vi mancano le poste, poi adesso ragazzi che si comprano Team, ci stanno più simpatiche che mai, fatevi una coda con i marocchini e prendete uno di quei moduli bianchi, scriveteci conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà, scriveteci la cifra, bastano 5 euro per dire Sammy Varin ci sono anch'io e noi cerchiamo di campare perché a noi non ci compra nessuno, Cosa credi? Noi non ci facciamo comprare facilmente, nessuno ci vuole. Ma va bene, ok. Vado a pagina 3 di Libero. Oggi giornale da comprare, ve lo sto raccontando, ma col cavolo che vi leggo gli articoli, non pensate, cioè io vi dico le cose belle che sono sul Libero, poi alzate quel famoso culo e lo andate a comprare. Eccola qua l'Italia, i risultati del referendum, il vantaggio del sì, il vantaggio del no. Su 110 capoluoghi soltanto 16 sono col governo. Un bel segnale, niente male ragazzi, siamo nella merda fino al collo, ma ve l'ho detto, non è vero, sono col governo. Semplicemente era una riforma arrivata nel momento sbagliato, la gente è scazzata, ha paura, le guerre le stiamo vivendo sulle nostre tasche e la paura è tanta
e soprattutto, ragazzi miei, questa cosa che il governo decide di abbassare la benzina, ma la benzina non si abbassa o si abbassa di pochissimo. No, vi do una buona notizia, è il benzinaro sulla Milano Varese che aveva 2,5 euro come prezzo, adesso ha abbassato sempre sopra i 2 euro però l'ho abbassato, ha abbassato anche di più di 25 centesimi. Non vorrà mica fallire, mamma signor. Spaccatura generazionale, il voto dei giovani premia il no, il 60% contro il governo, riquadro in taglio basso. Ma a Rovigo e Padova, bada ben, la Lega vola alle suppletive, signori. Applauso scrosciante per Di Ruba e Centenaro, eletti alla Camera. Sì, il centrodestra, la Lega, ha stravinto le elezioni suppletive. Ieri, oltre al referendum sulla giustizia, si votava nei collegi uninominali di Rovigo e Selvazzano Dentro, entrambi in Veneto, rispettivamente lasciati liberi da Alberto Stefani, che è nuovo governatore veneto, e Massimo Bitonci, nuovo assessore regionale in Veneto. Nel primo caso ha vinto Alberto Di Ruba, tesoriere della Lega, col 57% contro renziano Giacomo Bovolenta. Nel secondo, vittoria per Giulio Centenaro, anche lui leghista, col 64% contro Antonino Stivanello del centro-sinistra. Curioso il dato sull'affluenza, che per queste suppletive, rispettivamente 52 e 57%, è stato ben al di sotto di quello fatto registrare dal referendum. E intanto ha vinto la Lega in Veneto. Eccolo qua. Pagina 6 di Libero, il party delle toghe rosse tra calici di spumante e l'inno Bella Ciao. Chi non salta è la Meloni. Al Palazzo di Giustizia a Milano, lacrime e brindisi per la vittoria del no. A Napoli, cori con l'inno partigiano. L'ANM dovrà rieleggere il presidente perché ha lasciato Cesare Parodi per motivi personali, però non c'entra niente questa cosa. I fuochi artificiali li avete visti? T'ho detto, a Sky TG24 non ci credevano, a Roma i fuochi artificiali addirittura, una terronata, lasciatemelo dire, con tutto rispetto per voi meridionali, vi amiamo, però una roba veramente che... Ma tu pensa, se l'avesse fatto il centrodestra, se avessimo vinto, ma guarda, non ci voglio pensare, sinistra in preda al delirio, una vittoria paragonabile, cos'è che c'è scritto? A quella dei partigiani. Bachelet del Comitato del No evoca l'antifascismo e poi rilancia parlando di monarchia o repubblica. Landini in piazza, inizia una nuova primavera, ok? Inizia una nuova primavera, ok? Ragazzi, era meglio l'inverno. Schlein si vede già a Palazzo Chigi, apre alle primarie, disposta a candidarmi. La segretaria Dem, messaggio politico chiaro a Meloni, c'è una maggioranza alternativa alla sua e noi del PD abbiamo la responsabilità di organizzarla. AVS festeggia dicendo e cantando Salda Vinci sarà per sempre no. Fratoianni, la carta non si tocca, cioè l'hanno toccata e ritoccata in questi anni, ragazzi. Salis contro Meloni, l'Italia chiede le sue dimissioni. Altra domandina per voi, cari ascoltatori di destra, di sinistra: che cosa dovrebbe fare la Meloni oggi? Salire al colle? Fare un rimpastino di governo o non fare assolutamente niente? Scrivetemi 340-6709-659. Ma ora Conte si prepara a fare le scarpe a Elli, il presidente dei 5 Stelle, che è stato il primo che ha parlato di primarie, avviso di sfratto al governo e pensa già alle politiche. La leader Dem è l'avversaria ideale, nel campo largo molti sarebbero con lui. Parla anche Matteo Renzi, osa parlare. Nel 2016 mi dimisi, Giorgia avrà coraggio? Stendiamo un velo pietoso, chiaramente, per chi doveva lasciare la politica. Se lo stendiamo, l'abbiamo steso, perfetto, e sta al sole, qui al nord c'è un bel sole oggi. L'amarezza di Forza Italia, ora basta toni da guerra civile. Lo stop alla storica battaglia del Cavaliere, il segretario Tajani, prendiamo atto del risultato, per il nostro governo non cambia nulla, poi l'appello all'opposizione, serve un dialogo attento alle ragioni
della controparte. Sono paginoni e paginoni, ma molto interessanti, anche se magari un po' tristi, quelli di quest'oggi sul quotidiano Libero. A pagina 11 e questo qui, vedi, inizio a balbettare, non ce la faccio. La Lega in ansia per l'autonomia rilancia la questione settentrionale. La riforma di Calderoli non potrà essere sottoposta a referendum. Ecco perché si potrebbe fare. Intanto i governatori del nord, dove vince il sì, chiedono a Palazzo Chigi un cambio di passo. E allora, perdonami, ma io a questo punto, e questa la leggo, cioè l'unica riforma un po' decente che finalmente potrebbe cambiare le sorti di questa Italia, perché se filano meglio le regioni del nord, le più potenti, fila meglio tutta l'Italia. Non è che non la facciamo la secessione, non la facciamo, eh? E se ci fermate pure questa, fammela leggere, dov'è Fabio Rubini? A guardare la cartina dell'Italia colorata con i risultati dei referendum, la prima cosa che balza all'occhio è che le uniche 3 regioni, e poi aspetta un momento che vado all'interno, giro, eccolo qua, le uniche 3 regioni dove hanno vinto il sì, Lombardia, Veneto e Friuli, sono al nord e sono governate da uomini della Lega. Anche il Piemonte lo amiamo, ma c'è Cirio, che non è certamente un leghista. Il Piemonte forzista è caduto, la Liguria civica pure. Sulle regioni del sud guidate da Forza Italia e Fratelli d'Italia, meglio far calare il silenzio. Quello della ridotta del sì è un dato sul quale da ieri pomeriggio si sta ragionando in via Bellerio, quartier generale della Lega, e guarda un po' il posto da cui vi trasmettiamo. La spaccatura nel paese ancora una volta è netta. Da un lato il nord locomotiva che vota per le riforme, dall'altro il sud che preferisce restare così com'è. Ovviamente non è in discussione il progetto di Lega Nazionale voluto e realizzato da Matteo Salvini, ma nelle prossime decisioni di governo, ragionano alcuni dirigenti, si dovrà tenere conto di un Sud che ha incassato a piene mani bonus e incentivi e poi ha tradito. A proposito, che fine ha fatto Vannacci? Avete notizie? Sta bene? E di un Nord che al contrario è stato fin qui un po' trascurato dal governo e che ora dovrà essere risarcito, non fosse altro perché ha dimostrato di sposare i piani riformisti dell'esecutivo. Su questi temi e su questi territori la Lega ha ancora un leggero vantaggio strategico sugli alleati, ma ora più che mai è il momento di riproporre con forza la questione settentrionale. Come hanno fatto ieri Fedriga e Stefani. Il primo ha spiegato che dobbiamo rafforzarla anche comunicativamente, perché penso che sia perfettamente integrabile con la questione meridionale. Comunicativamente, chiamasi microfono, facciamo comunicazione. Chi ha orecchie per intendere è forse il paese, no, penso che sia perfettamente integrabile con la questione meridionale, cioè c'è una questione meridionale e siamo d'accordissimo, c'è anche una questione settentrionale che è quella che ha lanciato Bossi inventando la Lega, chiusa la parentesi. Il paese va avanti e cresce insieme rafforzando le specificità, non annullandole. Quindi la questione settentrionale va di pari passo con quella meridionale. Per il governatore veneto la questione settentrionale c'è sempre stata e sempre sarà un tema di continua discussione all'interno del partito. Più netto il lombardo Fontana. Viva la Lombardia, che ancora una volta ha dimostrato di essere una terra coraggiosa e i lombardi di essere fautori del cambiamento, dell'innovazione. Elementi questi che fanno della nostra regione la locomotiva d'Italia, un punto di riferimento per tutta l'Europa, la Lombardia. C'è poi un altro tema che la vittoria del no ha messo in agenda dalle parti del Carroccio, che va di pari passo con la questione settentrionale. Che ne sarà dell'autonomia differenziata?
I leghisti paiono abbastanza tranquilli. Il ragionamento è semplice: questa legislatura si basava sulla realizzazione di 3 riforme. La prima, quella sulla giustizia cara a Forza Italia, è stata bocciata dal referendum. La seconda, quella sul premierato chiesta da Fratelli d'Italia, a questo punto difficilmente verrà incardinata, anche perché al pari della prima dovrebbe essere sottoposta a consultazione popolare, e con questi chiari di luna resta l'autonomia, che ha una serie di vantaggi. Il primo è che non tocca la Costituzione, ma attua la riforma del 2001, quella che ha fatto il governo di sinistra per fermare la Lega, validata da un referendum confermativo. Quindi c'è già. Mancavano solo le istruzioni per l'uso, i famosi decreti attuativi. Quello che hanno fatto l'hanno fatto solo per Roma. Il secondo è che lo scorso anno la Cassazione ha detto chiaramente che questa riforma non potrà essere sottoposta a referendum abrogativo in quanto riguarda materie legate al bilancio. Te capì? C'è poi il fatto che il percorso della riforma è ben incardinato, con passaggi chiari che vedranno protagonisti regioni, governo e Parlamento, insomma proprio la battaglia storica del Carroccio potrebbe essere il colpo di reni che il governo sta cercando per riprendersi dal voto di ieri e magari anche per ricordare un certo capo, Umberto Bossi. A rovinare un po' l'ottimismo del Carroccio c'è il fatto che per l'approvazione definitiva della riforma servirà una maggioranza qualificata, cioè i 2/3 dei voti, impresa piuttosto ardua, ma siccome a dare le carte c'è quel satanasso di Calderoli, mai dire mai. Tornando al voto di ieri, Matteo Salvini la prende con filosofia e dall'Ungheria, è in Ungheria Matteo Salvini, è andato a sostenere l'amico Orbán in campagna elettorale, e spiega: quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione, rimaniamo convinti, come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della giustizia. Anche per questo il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione. Per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari riteniamo necessario continuare a lavorare per migliorare il paese e la giustizia. Il commento più caustico arriva da Simonetta Matone, che spesso sentiamo su queste frequenze, ex magistrato, ora deputato del Carroccio, che in questa campagna referendaria ha girato senza sosta l'Italia da nord a sud. È inquietante vedere alcuni miei colleghi festeggiare cantando Bella Ciao. Se penso che domani quegli stessi magistrati sono chiamati a giudicare nelle loro aule i cittadini italiani, mi chiedo come possano garantire equidistanza e imparzialità. E io naturalmente lo chiedo a voi, cari ascoltatori, anche a voi che mi sentite in replica. Questa trasmissione va anche in replica e soprattutto tramite Facebook, YouTube, e mi potete riascoltare quando volete, anche scaricando il podcast dal sito di Radio Libertà. Scrivete al 340 6709 659, fate sapere che ci siete. Fine di un'illusione, il dissenso a sinistra è sparito nelle urne. Il nostro direttore, quello di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, a scrivere questo editoriale nella pagina dei commenti, pagina 13 del quotidiano Libero. Poi naturalmente si cambia argomento su Libero, si parla dell'operazione di sistema di Poste Italiane, TIM resterà sul mercato ma sarà più aggressiva, il piano di Delfante per il polo dell'innovazione. E naturalmente gli facciamo tanti auguri. E poi Gedi venduta ai greci di Antenna, Repubblica un nuovo azionista, Repubblica ma anche, ricordiamo, le radio di sinistra di Gedi. Dopo La Stampa, Exor cede anche gli altri gioielli di famiglia, oltre il quotidiano pure le radio. Elkan, qui avere un giornale è considerato uno strumento di potere, non una professione. Insomma, gli Agnelli lasciano l'editoria, che però nel quanto concerne le radio non cambia, pare, assolutamente nulla, il direttore rimane lo stesso, eccetera, eccetera. La guerra, Trump rinvia i raid, 9 aprile, stop alla guerra, un virgolettato, si tratta con Teheran. Questa è una buona notizia che se magari arrivava qualche giorno fa, magari il sì al referendum stravincevano, perché t'ho detto c'è stata questa roba psicologica, secondo me. Sospesi gli attacchi alle centrali elettriche, ma naturalmente vedremo, perché qui dopo 2 ore si cambia idea. Giro la pagina e si parla anche di elezioni francesi.
francesi, salutando Jospin che è morto, il primo a perdere con il Le Pen, l'esponente socialista, aveva 88 anni, e poi Mauro Zanon che fa da Parigi la sintesi del voto francese: la sinistra unita perde, la destra unita trionfa, debacle dell'alleanza socialisti-Mélenchon, Macron oscilla tra l'inutilità e il portare iella, la Le Pen bene, ma solo con Ciotti vince in una metropoli. Tutto da leggere chiaramente questo articolo solo sul quotidiano Libero. Si cambia di nuovo argomento, ricchissimo Libero a pagina 20, infrazione stradale, paga la multa. Ma attenzione, è l'ennesima truffa. Ragazzi, non c'è più da fidarsi di nessuno. Anche gli automobilisti nel mirino degli impostori. Finte mail con il link a un fasullo pago-pa, QR code, contraffatti lasciati sul parabrezza, avvisi su WhatsApp che indirizzano un falso sito del ministero, la contravvenzione diventa raggiro. Signori, Luca Puccini ci ricorda questa, che adesso diventa una paura, perché se ti ritrovi un foglio sul parabrezza, ma neanche più quello, ormai ti inviano la PEC, ragazzi miei, direttamente. L'intestazione è giusta, magari pure un numero del verbale, le classiche informazioni che ci sono a corredo di una multa. Sotto però c'è il QR code che ti invita a pagare subito, comodamente dal tuo cellulare, in modo da sveltirti la pratica e evitarti le lunghe code agli sportelli. E poi lo sai, insomma, se paghi subito risparmi anche. Io non vedo l'ora di pagarla quando prendo una multa, ma molto spesso paghi a qualcuno che non sono i vigili. Giro di nuovo la pagina, signori, ma stiamo per fermarci. C'è la pausa delle 8:30. Vince il no, ma sparisce il partito della ZTL. Altro interessante articolo nel panino milanese di Libero, pagina 35. Sala, nonostante tutto, si intesta la vittoria, ma la città boccia il quesito, tranne che nel primo municipio, quello del centro, dove vince il sì con il 53%. Azione molla il campo largo e forse ci dà una mano. Fatto sta, ragazzi, siamo tutti qua a guardarci, non si capisce più niente. La regione Lombardia che approva la riforma, tanto non serve a nulla. Il sì trionfa a Bergamo e Brescia, ragazzi, città comuniste con circa il 60%. A Sondrio si arriva al 62,94%, a Varese, altra città dove non c'è certo sulla Lega purtroppo, 55,6%, Pavia 56,7%. Forza Italia, rispettiamo il risultato, viva la democrazia, viva viva, però non si capisce più nulla. Mi date una vostra lettura, per favore? Ho bisogno di voi o dell'astrologa. 340 6709 659. C'è la pausa, tra pochi minuti arriva Canterò della grandissima Moa e poi ancora giornali. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata molto gradevole su gran parte d'Italia, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. In mattinata soleggiato su tutto il settentrione e in Toscana, maggiore variabilità con qualche pioggia su zone interne del sud, Calabria ionica e Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio condizioni meteo ottime praticamente ovunque, con tanto sole sul nostro paese, possibili rovesci solo tra Bassa Calabria e Sicilia. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40
408, 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbi a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio ve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Canterò per chi riderà più forte ai distratti come me, tra nuvole e parole, e poi ha un sorriso che aiuta a non morire, ai ragazzi che ballano giù in strada, canto per un po' di poesia in questa vita. Canterò per chi vuole un cielo azzurro, al bambino che voleva essere un duro, e poi all'artista che scende a piedi nudi in piazza, alla mancanza che si chiama e poi si stanca. Canto per un po' di poesia in questa vita, e poi violini alti nel cielo, dai suonate un po' per me. Io canto per un mondo che ormai sta morendo intorno a noi. Le tue labbra un'onda sul mare, sognare, sognare, sì. Canterò per chi c'è ma non si vede, canterò nel blu, tra brividi e parole. Io canto senza te, senza paura di morire, canterò per te, per chi saprà capire. Canto per un po' di poesia in questa vita, e poi violini alti nel cielo, dai suonate un po' per me. Io canto per un mondo che ormai grida forte intorno a noi. Le tue labbra un'onda sul mare, sognare, sognare. Canterò per chi non mi ha mai creduta, canterò per me ad ogni risalita, senza amore sai, è facile morire, ma io canto
esa vita. Ma chiaro, noi continuiamo a cantare e a trasmettere ogni mezz'ora un artista indipendente, assolutamente sconosciuto, sganciato dal consueto business musicale. In questo caso ogni settimana stiamo esplorando il nuovo album di Moà, con l'accento sulla A. Questa era Canterò, voce delicata, vibrante e viscerale, si intreccia con arrangiamenti raffinati tra pop e suggestioni jazz, invitando a un ascolto attento, intimo, avvolgente. Brava Moà, con l'accento sulla A. La trovate facilmente, semplicemente su YouTube. Buongiorno da Sammy Varin, sono le 8:38, vai in cucina e prepara il risotto che sarà meglio. Mi state facendo arrossire, state inviando centinaia di WhatsApp al 340 6709 659. Io non mi accorgo di cosa scateno attraverso questa che dovrebbe essere una seria rassegna stampa. Intanto mi segnala Max che ad Arborea in Sardegna, famosa per il latte e avere letteralmente inventato nuovi prodotti agricoli, il latte Arborea l'abbiamo comprato e lo compriamo tutti quanti anche qui al nord, registrati con il marchio DOC, ma soprattutto la popolazione di Arborea conserva ancora quelle radici venete e sono distinti per operosità, e ad Arborea hanno vinto quelli del sì in piena Sardegna. WhatsApp al 340 6709 659. C'è un audio, sentiamo che cosa dice questo. Signori, buongiorno a tutti, buongiorno Sammy. Vedrò di essere veloce perché l'argomento è pesante. Comunque, il discorso del no, vabbè, era abbastanza scontato che vincessero, perché gli italiani loro vanno dietro il pastore come le pecore. Se il pastore è bravo lo seguono, altrimenti non vorrei parlare del pifferaio magico, ma non cambia niente. Per quanto riguarda, noi abbiamo un esempio, nucleare no, senza sapere che eravamo pieni di centrali di altri paesi intorno. Va bene, l'energia noi la strapaghiamo. Meno male non hanno fatto il referendum sul gasdotto, perché con quella esaltata che urlava non abbiamo bisogno di gas e facevano un referendum, adesso veramente ci scalderemo con le orecchie sue, no? E questo è già un altro discorso. Comunque i sinistri sono stati degli ottimi pastori, hanno saputo toccare i tasti giusti e va bene, gli altri gli sono andati dietro. Va bene, l'unica cosa veramente disgustosa, vomitevole, sono questi magistrati che si mettono a cantare Bella Ciao. Hanno dimostrato chiaramente di essere politici, se nessuno l'avesse ancora capito, organizzati politicamente, quindi sono politicizzati al 100%. È una vergogna sputare in faccia le persone normali, perché loro, con il potere enorme di vita e di morte sui cittadini, ne approfittano, sono degli ignobili. Basta, ciao. È chiaro che auspichiamo di non andare in mano a loro, ma prima o poi nella vita può capitare. Per fortuna non sono tutti così, ecco, diciamolo, non sono tutti così, e questo è importante. Un altro messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno. Sammy, qui Salvatore dalla Germania. Buongiorno in questo triste giorno. Per me è un triste giorno, sì, perché il 53% degli italiani si pentiranno di questo no. Succederà come per il nucleare. Oggi non averlo ci rende un paese non competitivo, no? Stessa storia per la giustizia. Nessuno verrà ad investire in un paese dove non c'è certezza della pena. Questo è chiaro. Colpisce che il voto del sì degli italiani all'estero è più obiettivo e meno politicizzato. Cioè praticamente noi abbiamo votato dall'estero quasi tutti compatti per il sì, capito? Questo è il discorso. Comunque dai, cosa devo dire? Da oggi è più pericoloso, pericoloso andare in un tribunale che all'ospedale. Buona giornata a tutti. Scherziamo, ma è così. Intanto ho fatto venire uno sciopone al capogruppo della Lega in Europa, il nostro Paolo Borchia, che si è prenotato subito dopo le 9. Lo avremo in diretta per commentare il voto, ma non soltanto. E tutto questo deve sfociare, signori miei, almeno voi che vivete nel nostro paese, alla partecipazione il 18 di aprile alla
alla grande manifestazione della Lega in Piazza Duomo. C'è anche la stessa morte del nostro capo Umberto Bossi, ma come reazione c'è questo: si chiama la segreteria della vostra sezione della Lega più vicina e si dice prenoto, io ci sono. 18 aprile, ore 15, Milano, Piazza Duomo, senza paura, in Europa padroni a casa nostra. Che lo diceva sempre Bossi, oltre a un'altra frase che mi ha ricordato Aurora Lussana, che ho intervistato l'altro giorno quando abbiamo fatto le dirette per le esequie del capo: ci metti sempre testa e cuore, lo diceva il capo, lo diceva Umberto Bossi, e era diretto a me, ma chiaramente non ne sono assolutamente degno. Purtroppo in Italia siamo circondati da una moltitudine di idioti, di gente che non usa il cervello. Ma non è vero, te l'ho detto, ci sono state tante componenti in questo voto per il no, e te l'ho detto, è arrivato nel momento sbagliato questo referendum. Buongiorno, quest'Italia mi fa proprio, vorrei dire che schifo, no, dico pena. Quando questi stessi si lamenteranno di quanto succede in questa Italia, se la devono prendere solo con se stessi. Ben gli sta, noi andiamo avanti. Un abbraccione da Pina. Ciao Sammy, sono senza parole. Io personalmente ci sono rimasto molto male e pensavo davvero che fosse la volta buona per cambiare almeno qualcosina. Per quanto riguarda la giustizia, invece siamo punto e a capo, forse peggio, scrive Giancarlo. Sì, Giancarlo, lo penso anch'io, soprattutto perché, vista la partecipazione al voto, io l'ho pensato subito, ho detto, cioè, se vinciamo è un gigantesco applauso, un'ovazione per tutto quello che stiamo facendo per l'Italia e per i cambiamenti, le riforme che stiamo facendo e per il governo. Se perdiamo è una gigantesca pernacchia per il governo. E ditemi un po' voi. Io rifarei lo spoglio dei voti. Lo sanno tutti che a Sud bastano 50 euro per far votare la gente come vuoi tu. No, Erminio, no. Buongiorno Sammy, a proposito di questa Italia divisa, vogliamo parlare anche dell'odio da parte dei meridionali che in questi giorni hanno inondato i social per inveire contro il nostro caro Umberto? Riflettiamo, gente del Nord. Bravo Daniel, vero anche questo. Ma si sa, il Bossi era divisivo, lo sappiamo, l'abbiamo capito nei decenni, e poi anche per quello si è cambiato segretario comunque, perché un Salvini era molto più inclusivo. Questo non vuol dire cambiare idea, assolutamente no. L'Italia deve essere unita, sì, ma all'interno dell'autonomia, delle differenze, delle responsabilità, dell'amore e della difesa, ognuno per il proprio territorio. Ma sarà così, Sammy? Queste sono le elezioni anticipate. Al governo conviene non proporre altre modifiche perché sarà un accaporetto. Purtroppo hanno ingaggiato i nuovi giovani e i nuovi italiani, tutti ignoranti e impreparati. La destra deve darsi uno scossone e un nuovo obiettivo. Per me la lotta contro l'Islam è la remigrazione. Il popolo capisce questo, ci scrive Dani. Ah, dimenticavo, Salvini agli interni. Ragazzi, migliaia, non esageriamo, centinaia di WhatsApp al 3406709659, ma io ritorno sulla carta stampata, ragazzi, se no non mi pagano alla fine del mese, poi magari non pagano lo stesso, però no, pagano. Corriere della Sera, referendum, l'onda del no. E in centropagina l'altro titolo che ci dà un po' di speranza: Trump, l'Iran tratta il recupero delle borse, ma Teheran smentisce. Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali con l'Iran. Ecco il sorprendente annuncio di Trump, che di fatto cancella l'ultimatum che doveva scadere la notte scorsa. Teheran vuole un accordo, l'intesa potrebbe esserci in 5 giorni, ha aggiunto il presidente, ma l'Iran smentisce. Nessun negoziato con la Casa Bianca. Le parole di Trump fanno rimbalzare subito le borse, che tornano in positivo. Milano ha terminato la seduta con il listino principale a più 0,81, dopo aver visto le montagne russe. Anche lo spread prima vola poi scende. Ragazzi, mi fate qualche foto ai benzinai? Chi ha ancora il gasolio sopra i 2 euro, per favore gli fate una bella foto, perché dovrebbe scendere. Poi dipende chiaramente qual era il prezzo iniziale. Il no al 53,2%, stop alla riforma della giustizia, titolo al Corriere a pagina 2, solo in Lombardia e non a Milano. Veneto e Friuli Venezia Giulia vince il sì, boom di contrari nelle grandi città. A Napoli superano il 75% i Roma
ha il 75% i no, a Roma il 60% i no. Interessante anche questa valutazione, cioè nelle grandi città vince sempre il no, a Milano solo nel centro vince il sì. In taglio basso anche sul Corriere, Camera doppietta leghista in Veneto, elezioni suppletive passano di Ruba e Centenaro, i seggi lasciati liberi, si dovevano scegliere i successori di Stefani, diventato presidente del Veneto, e di Bitonci, nominato assessore. Ha vinto ancora una volta la Lega in Veneto e abbiamo quindi due rappresentanti della Lega che riguardano il Veneto, e ce ne sarà anche uno che sostituirà il compianto Umberto Bossi di Varese. Il colpo sulla maggioranza, ora la sfida per la legge elettorale, titola, fa venire freddo, Francesco Verderami, un retroscena sul Corriere. Dentro Fratelli d'Italia si chiedono se la diserzione di parte dell'elettorato sia un avviso o il primo segno di un processo irreversibile. Il campo largo ha un potenziale ma rischia tensioni tra i leader, ve l'avevo detto ieri, sono già pronti con le primarie, e cavolo. Il colpo sulla maggioranza, ora la sfida per la legge elettorale, l'obbligo di cambiare approccio, il sistema sarà decisivo anche per il prossimo Quirinale, signori. Vi ricordo questa cosa, già il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica. Il boom tra i giovani, 2 su 3 alle urne, spingono la corsa del no. E anche questa cosa, testo bocciato dagli elettori più istruiti e dai laureati, secondo chiaramente i sondaggisti, a parlare è Nando Pagnoncelli. Gli operai si dividono e il sì prevale tra le casalinghe, il sostegno alla legge si ferma al 31% tra i centristi. Che ne pensate voi? Si sono alzati quelli dei centri sociali? Sono andati tutti quanti a votare? Ditemi la vostra, 340-6709-659. Intanto in Sardegna il comune record è a Lodine, 91% di contrari, signori, ok? In uno dei comuni del Sannio il referendum sulla riforma della giustizia non ha fatto registrare né vincitori né vinti, perché il risultato è finito esattamente in parità. 271 voti per il sì, 271 voti per il no, a Paupisi, Benevento, dove ha votato circa il 47% dei 1163 elettori. Ad Arcore, Monza Brianza, invece, residenza che fu di Silvio Berlusconi, ispiratore della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, ha vinto il no. Ad Arcore, con il 50,3%, con il 67,3% di affluenza. Sono dati in tanti, ragazzi, se andassero per le elezioni nazionali, meglio non pensarci. Il no ha poi stravinto a Lodine, Nuoro, dove al seggio si sono presentati 183 elettori su 260 aventi diritto, 70%, 167 per il no, cioè il 91,3% contro il 16% per il sì, ovvero l'8,7%. Zuppi che parla, il presidente della CEI, l'equilibrio tra poteri, un'eredità preziosa, la SEMSTA. Giro di nuovo la pagina e anche qui paginoni con tutti i dati. Tra chi ha 18-28 anni il no ottiene il 58,5%, cioè i ragazzi tra i 18 e i 28 anni votano no. Ma io aggiungo, votano no forse a qualunque cosa, questa è la mia paura. Il 9% degli elettori del PD e il 17% dei 5 Stelle hanno votato a favore. Contro la riforma il 12% di leghisti e il 10% di chi vota Forza Italia. Se volete divertirvi oggi il Corriere, ma non solo, a paginoni e paginoni. Poi naturalmente la Francia, via la corsa per il 2027, le penisti in testa, ha coraggio di scrivere a pagina 24 oggi il Corriere, cresce Gaussmann, i sondaggi dopo le municipali, rafforzate l'estrema destra e la sinistra moderata. Intanto però la vittoria a Parigi insegna, la vittoria della sinistra insegna, ora gli ecosocialisti
agli ecosocialisti non serve più Mélenchon, l'ex ministra Filippetti, il PS nazionale deve riflettere. Intanto però in altri paesi, come in Nizza, il paese si fa per dire, ha vinto qualcun altro, Jospin, che ci ha lasciato la terza via transalpina della sinistra che sapeva governare. E poi il personaggio, siamo in Germania, giovane, verde, social e gay, c'è un nuovo sindaco in città, Monaco al suo Mandani. Germania, Kroos ha baciato il suo compagno sul palco. Cosa c'è di male? Dico io, cosa c'è di male? Vedete qualcosa di male? Ultima segnalazione dal Corriere, pagina 33, signori, sta diventando una moda. Compro a peso i pacchi di Amazon, li rivendo a 4 euro al chilo senza aprirli. In un anno fatturo quasi 10 milioni di euro. Il miglior cliente, il baffo da crema, che salutiamo. Roberto Zaltieri, tra i pacchi Amazon che rivende a scatola chiusa, tratta ogni merce tranne il food, dentro ci puoi trovare di tutto, dal frigo alle calze. Chi acquista da me cerca la sorpresa. Imprenditore acquista a peso da Amazon e da altri marchi tonnellate di pacchi sigillati, merce resa, consegne rifiutate, mancati recapiti, che poi rivende sempre a peso e senza mai aprirli. Dite la verità che avete avuto anche voi la tentazione. Con la sola Amazon ha un contratto che lo impegna a ritirare 200 tonnellate di confezioni sigigliate ogni anno. Nel 2025 ha fatturato 9,5 milioni di euro. Sì, sono quei giochettini, a mia figlia Tabata gli piacciono tantissimo ste cose, ma col cavolo che ancora glielo fate comprare, anche perché insomma si spendono soldi, poi a volte ma neanche sotto Natale, ai giochi sotto Natale le puoi regalare ste robe. Il Fatto Quotidiano, il titolo principale: l'Italia s'è desta ed era meglio che dormiva, strafice. E non riesco a leggerlo, Fatto Quotidiano. Senti, posso passare ad altro? Vabbè, faccio uno sforzo. Stravince il no, 14,5 milioni di italiani salvano la Costituzione da Meloni e Nordio. L'Italia Sedestas, 53,7 a 46,3 è la prima sconfitta politica della Premier. La maggioranza silenziosa si mobilita, moltissimi giovani da Milano a Roma, piazza in festa con PD, 5 Stelle, AVS, CGL. Ok, è tutto vostro. Dove vado? Sul Giornale, così proprio no. Addio riforma della giustizia, bocciata dal 53,7% degli italiani. La mezz'ora delle riforme, scrive Tommaso Cerno. Brava Giorgia Meloni, che almeno a parer mio questa riforma non l'ha mai entusiasmata, ma dopo averci messo la faccia l'ha difesa fino in fondo e si è assunta in prima persona gli effetti della sconfitta. Ma la verità è che di giustizia nemmeno la sinistra ha mai avuto gran voglia di parlare. Guardiamo i fatti. Di riforma abbiamo discusso mezz'ora al massimo dopo gli exit poll, poi i giudici cantavano Bella Ciao e magari festeggeranno con un paio di arresti di primo mattino. Qua mi fermo, ma certamente è bello tosto l'editoriale di Cerno oggi sul quotidiano Il Giornale. Il Tempo: ha vinto la palude per ora, vince il toga party, il no 53% prevale sul sì. Meloni tira dritto, andiamo avanti, da Milano a Napoli la festa nelle procure tra Bella Ciao, insulti e cori contro la Premier. Ora è il finale di legislatura. Che fare per rilanciare e preparare le elezioni del 2027? E naturalmente anche qui la foto con i magistrati che si abbracciano, sbracciano, saltellano. Chi non salta la Meloni è sulle note di Bella Ciao. Certa magistratura, ricordiamolo, certa magistratura, non tutti, festeggia. Editoriale di Capezzone: sconfitta che fa tanto male, adesso inizi la fase 2 su tasse e sicurezza.
ma con questa TV, puntini puntini, proprio per questo ragazzi sono qui a chiedervi 5 euro per rafforzare questa radio, perché siamo l'unica vera radio che fa il controcanto a queste corazzate. Chiaro che diamo molto fastidio, ci bloccano sui social, dobbiamo comparire, sparire, non si capisce più, ma dove si sente Radio Libertà? La cosa più facile è guardare sulla vostra radio, perché se avete un autoradio recente in auto o vi siete comprati negli ultimi anni un ricevitore radio, c'è la banda DAB, e in DAB ci si ascolta in tutta Italia senza utilizzare internet, sono sempre onde elettromagnetiche, non ci sono più neanche le frequenze, ci sono le radio messe una dietro l'altra in ordine alfabetico. È la soluzione migliore e il DAB per il momento non ce lo toglie nessuno e non ci blocca nessuno, a differenza di Facebook e su YouTube. Siamo sul tempo, la sinistra esulta e scende in piazza, ma Conte apre subito la sfida interna. In taglio basso, una curiosità, nella Riace di Mimmo Lucano stravince il sì. Oltre il 50% degli elettori è favorevole alle carriere separate. Il dato che non ti aspetti stavolta arriva da Riace, il comune del sindaco europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Mimmo Lucano. Nella cittadina ritenuta modello per l'immigrazione vince il sì. 55% degli elettori è favorevole alla separazione delle carriere, soltanto il 44,9% dei votanti dice no al cambiamento voluto dal governo. Un vero e proprio flop, quindi, per la sinistra, che certamente non si aspettava un risultato così in quella che da sempre ritiene un'espugnabile roccaforte. In tanti elettori del centro-sinistra, riferiscono a quelle latitudini, hanno votato sì perché scontenti dell'operato amministrativo dei compagni. Ecco perché chi adesso fa la morale sul referendum dovrebbe guardare innanzitutto in casa propria, come dimostra appunto il caso del piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. A Riace, il paese di Mimmo Lucano, stravince il sì. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, non la fine del mondo ma uno schiaffo che deve svegliare soprattutto il Sud. Vince il grillismo manettaro del tutti i ladri tranne i giudici, ma la pace nel campo largo non durerà così a lungo. Ora bisogna però rispettare chi ha scelto il sì, un appello di Francesco Storace. Il centrodestra deve generare partecipazione e spinta emotiva. Ha vinto lo spirito del contro, tutto è personalizzato nella figura del leader. Lezione preziosa per le elezioni politiche. Gli italiani e referendum, altro articolo, questa volta di Alessio Gallicola, gli italiani e referendum, quell'abitudine a dire no. Viaggio nelle ultime consultazioni, quasi sempre si è scelto di confermare lo status quo e di votare no ai referendum. La verità, lo scrive anche Il Tempo a pagina 6, è che l'Italia è divisa in due. Il no si impone al sud, al nord resiste il sì. Nelle grandi città la spuntano i contrari alla riforma. A Napoli il 75% del campione si oppone alle carriere separate. Nei piccoli centri invece testa a testa tra i due schieramenti. Qualcuno voleva fare la secessione, ma magari qualche lontano motivo c'era. Il no vince spinto dai giovani e da chi disertò le europee. Masia, boom di affluenza grazie agli appelli in extremis. Anche dal mio, grazie Sammy Varin. Tutti dicono di sì tranne Roma, ma la capitale trascina il Lazio e quindi il Lazio diventa per il no. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo. Da Milano a Napoli, festa nelle procure tra Bella Ciao e Cori contro la Meloni. I magistrati per il no trasformano i tribunali in comitati elettorali. In scena abbracci, comizi improvvisati e brindisi con lo spumante. Petrelli delle camere penali sono sempre più un soggetto politico. E qua ci fermiamo, torniamo tra pochissimo perché arriva Alberto Acerbis e subito dopo di lui arriva il capogruppo della Lega in Europarlamento, Paolo Borchia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sui campi di Marengo batte la luna fosco, tra la
Bormida il Tanaro s'agita in un bosco d'alabarde, d'uomini e di cavalli che fuggon d'Alessandria dai maltentati valli. D'alti fuochi d'Alessandria giù dall'Appennino illumina la fuga del Cesare Ghibellino. I fuochi della Lega rispondon da Tortona e un canto di vittoria nella via notte suona. Stretto il leon di Svevia, entro i latini acciari, ditelo fuochi ai monti, ai colli, ai piani, ai mari. Diman Cristo risorge della romana prole, quanta novella gloria vedrai dimani, o sole. Il capo sull'alta spada il sire, Canuto d'Hohenzollern pensa tra sé morire per man di mercatanti che cinsero furieri ai lor malpingui ventri la giarda dei cavalieri, e il vescovo di Spira a cui 100 convalli empion le botti e 100 canonici gli stati. Mugola o belle torri della mia cattedrale, chi vi canterà messa la notte di Natale? E il conte palatino di Toldo a cui la bionda chioma per l'agil collo rose e ligustri in onda. Pensa dal Reno il canto degli elfi per la bruna notte va e la sogna al lume della luna. E dice il Magontino, arcivescovo accanto della Mazzaferrata, io porto l'olio santo, ce n'è per tutti o almeno fosse dell'Alpe a varchi, miei poveri muletti, titolo argento carchi, e il conte del Tirolo, figliuol il mio te domani, saluterà dell'Alpi il sole ed il mio cane. L'uno e l'altro io cervo sorpreso dai villani, cadrò sgozzato in questi grigi lombardi piani, solo ai piedi nel mezzo del campo al corridore, suo presso riguardava nel cielo l'imperatore. Passavano le stelle sul grigio capo nera, dietro Garria col vento l'imperial bandiera. A fianchi di Boemia e di Polonia i regi, scettro e spada reggevano del santo impero i fregi. Quando stanche lambirono le stelle rosseggianti nell'alba, pare all'Alpi Cesare disse avanti, a cavallo fedeli tu, Wittelsbach spiega il sacro segno in faccia della Lombarda Lega. Intima Araldo passa l'imperator romano del divo Giulio Erede, successor di Traiano, e come allegri e rapidi si sparsero gli squilli delle trombette teutoniche. È da studiare, sì, perché poi le poesie non sempre ce le ricordiamo. Questo è un cantautore brianzolo che ha fatto un album dedicato proprio ai grandi poeti del passato, e questa era Sui campi di Marengo di Icaro Ravasi, la celebre poesia di Giosuè Carducci contenuta nella raccolta Rime Nuove di Icaro Ravasi. Se avete dei ricordi belli della letteratura che si studiava al liceo, li ritrovate nei pezzi di Icaro Ravasi, appena uscito questo album. 6 minuti dopo le 9, buongiorno, tra poco arriva Paolo Borchia per commentare le ultime cose accadute, ma adesso, signori, un attimo di riposo per le vostre orecchie, basta brutte notizie, solo buone notizie quando si parla con Alberto Acerbis e la sua famiglia. Oggi c'è la Miriam, buongiorno. Buongiorno caro, buongiorno a tutti i cari ascoltatori di Radio Libertà. Eccomi qua. Stamattina io voglio chiedere anche a te una cosa, Sam, ma tu lo sapevi che le cartilagini sono prive di vasi sanguigni? Ecco, non la sapevo davvero.
Allora, è per questo motivo che le cartilagini non si rigenerano. Ecco perché quando cominciamo ad avere sopra i 40 anni cominciamo a far fatica quando ci alziamo dal letto, quando facciamo una partitina di tennis o una partitina di calcetto, parlo per voi signori, e cominciate a fare fatica, avete male alle articolazioni, alle ginocchia, alle spalle, insomma. Perché? Perché questo è l'inizio dell'invecchiamento naturale del nostro organismo, e invecchiano anche le nostre articolazioni. Cosa significa? Perché ci fanno male le articolazioni? Perché le cartilagini, che sono quei tessuti che rivestono le articolazioni, si usurano e, come dicevo prima, non avendo vasi sanguigni non fanno fatica a rigenerarsi perché non ricevono nutrimento direttamente dal sangue. All'interno delle cartilagini poi ci sono le fibre di collagene, che sono quelle che tengono le cartilagini belle cicciotte, belle gonfie, e fanno in modo che le articolazioni non si sfreghino, non si tocchino, e quindi non ci sia infiammazione, non ci sia dolore. Ahimè, questo però, con l'usura delle articolazioni, con lo svuotamento a causa della mancanza di collagene, purtroppo è una cosa che capita a tutti. Ecco che abbiamo mal di schiena, male alle ginocchia, male al collo, insomma male alle articolazioni. Noi qui abbiamo un qualcosa che ci può aiutare, che è il nostro ACE UC2. UC2 che cos'è? È il collagene nativo, non denaturato, non idrolizzato di tipo 2. Attenzione, non stiamo parlando del collagene marino che ormai troviamo dappertutto, è una cosa diversa, è un prodotto che mantiene la sua forma tridimensionale, supera la barriera gastrica e riesce ad arrivare a dare l'informazione direttamente al nostro sistema immunitario. Che informazione dà? Di rigenerare le fibre di collagene. Di conseguenza le nostre cartilagini saranno più gonfie, più cicciotte, e avremo meno infiammazione e avremo meno dolore. Sostanzialmente andiamo a dare il nutrimento specifico alle nostre articolazioni, alle nostre cartilagini, andiamo a nutrirle direttamente, visto che loro non si nutrono attraverso i vasi sanguigni. Cosa è UC2? È un integratore alimentare, quindi è un qualcosa che noi assumiamo per dare un nutrimento specifico a una parte del nostro organismo. Ma veniamo all'offerta. UC2, come posologia di assunzione, se ne prende una al giorno, non di più. Non è uno di quegli integratori dove dovete assumerne 8-10 al giorno. Basta una compressa al giorno a digiuno, o meglio la mattina, una mezz'oretta prima di colazione. Volete provare una confezione, un trattamento di 30 giorni? Per voi stamattina 35 euro direttamente a casa vostra. Volete fare il trattamento di 2 mesi? Avete ancora un prezzo migliore, 60 euro, 60 pastiglie direttamente a casa vostra, ma la grande strepitosa offerta che io vi voglio fare stamattina è quella di 4 confezioni, quindi 4 mesi di trattamento. Voi direte perché 4 mesi? Perché se abbiamo superato magari di un paio di mesi 40 anni, magari abbiamo bisogno di un pochino più tempo. Chiamate adesso 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, offerta che vi ho riservato. Oltre a questo prezzo speciale avrete il trasporto in omaggio e anche la nostra arnia in omaggio, che è un prodotto ricostituente che per questa stagione primaverile è un toccasana. Chiamate ora 030 68 40 408 oppure visitate il nostro sito olioacerbis.com. Io Sammy ho finito il mio tempo. Grazie cara per averci tirato su, ci hai tirato su in tutti i sensi. Dopo la vittoria del no al referendum cerchiamo di stare un po' meglio, almeno fisicamente. Grazie. Buona Miriam Acerbis, ciao. Buona giornata, ciao. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin che ringrazia perché è venuto a bussare alla mia porta il capogruppo della Lega in Europarlamento, Paolo Borchia. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Abbiamo bisogno di te Paolo per una chiave di lettura di quello che sta succedendo. Prima di tutto non posso non farti la domanda, non abbiamo più il capo, se n'è andato Umberto Bossi e nello stesso tempo però il referendum ci ha dato una sensazione come se fosse ancora vivo, perché il referendum l'abbiamo perso in Italia, ma
ha stravinto in Padania. Qual è la tua chiave di lettura e soprattutto un ricordo certamente di Umberto Bossi come lo hai conosciuto tu? Ma intanto Sammy, ti ringrazio per darmi la possibilità di ricordare uno, credo, dei più grandi uomini politici della nostra epoca. Il capo è stata una persona senza la quale io personalmente non mi sarei mai interessato alla politica, anche perché io credo che siano decenni dove, al di là della Lega, sul panorama politico nazionale non c'è nulla che sappia intercettare quello che veramente ci chiede la gente, quello che ci chiede il territorio. Io mi scuso se non ho il tono di voce carico come al solito, però devo dirvi che io da giorni mi sento orfano, per quanto magari dopo l'ictus del 2004 tutti avremmo fatto la firma per consentire al capo altri 22 anni di vita terrena. Non si è mai pronti. Stiamo parlando di un qualcuno che ha avuto la capacità, e sfido chiunque a smentirmi, di leggere con 20-25 anni di anticipo quanto poi si è verificato con l'immigrazione di massa, con la moneta unica, con la globalizzazione. Se noi andiamo a recuperare i discorsi, gli interventi, i comizi di Umberto Bossi di 20-25 anni fa, penso che veramente arriviamo ad un ritratto fedele di quello che poi si sarebbe manifestato, per cui questa capacità di leggere il futuro, questa visione, onestamente penso che siano delle doti più uniche che rare. Mi ha fatto specie che se ne sia andato il 19 marzo, che per me è un giorno particolare perché è l'anniversario della mia laurea, è la festa del papà, e se n'è andato il papà di tutti noi leghisti. Però adesso, al di là delle parole, al di là della dimensione del ricordo, io credo che tutti noi abbiamo un'eredità non solo politica, ma un'eredità morale da portare avanti. Dobbiamo fare tutti del nostro meglio nei rispettivi ruoli, per carità, ma dobbiamo fare tutti del nostro meglio per esserne degni. Poi, arrivando a un discorso sulla lettura del referendum, a me ha colpito la cartina geografica che sta spopolando sui social. Insomma, i dati ci dicono che da un lato il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, non è stato quello per il quale abbiamo lavorato tutti duramente, però la realtà ci dice che le regioni governate dalla Lega, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, sono le regioni nelle quali il sì ha vinto, quindi nulla a caso, specialmente quando si tratta di grandi numeri. Io, tra l'altro, essendo di Verona, consentitemi anche un pizzico di soddisfazione, perché i dati ci raccontano che Verona è la seconda città in Italia dopo Sondrio per il numero di sì, per cui io, da segretario provinciale, vorrei ringraziare tutti i miei militanti, i responsabili territoriali dei referendum, gli amministratori, tutti quanti hanno lavorato, perché adesso, attenzione, io non è che vi sto citando l'esempio di Verona per gonfiare il petto, per vantarvi, però io penso, Sammy, che questo sia un dato interessante da condividere, perché noi abbiamo fatto veramente settimane di lavoro senza sosta sul territorio, pancia a terra. Abbiamo perso il numero dei gazebo, abbiamo perso il numero degli incontri pubblici da tanti ne abbiamo fatti. Pensa, il martedì prima del voto addirittura ce n'erano 7 in tutta la provincia, e questi dati però ci raccontano una cosa, ci raccontano che il lavoro sul territorio, l'esserci con i gazebo, inseguire la gente con i volantini, essere quelli che sono in strada per ascoltare, serve ancora e paga, perché i risultati sono questi. Poi io sul resto
sul resto, con la valutazione a livello nazionale, vedo la fotografia di un paese che non vuole cambiare. Non vuole cambiare perché vanno bene determinate logiche anche quando sono palesemente malate, sono palesemente ammuffite. Ha fatto il giro dei social ieri il video raggelante di questi magistrati, di questi dipendenti dei tribunali che festeggiavano cantando Bella Ciao, perché questi erano tutti terrorizzati dall'idea dei sorteggi, perché poi il sorteggio ovviamente toglie la discrezionalità degli accorditi che si fanno sotto banco, però io ho i brividi, perché se penso, io spero non mi capiti mai, però se penso che un giorno dovrò entrare in un tribunale e avere a che fare con questa gente, io onestamente non mi sento tranquillo, perché così come stanno le cose non è vero che la legge è uguale per tutti. E ci viene un pochettino il dubbio. E senti, oggi ne parla Libero a pagina 11, che è il quotidiano che io ho indirizzato ad acquistare perché è il più ricco. La Lega in ansia per l'autonomia. A proposito di riforme, abbiamo visto che qualcuna forse sarà azzoppata come riforma, soprattutto quella elettorale, sarà un problemino portarla avanti, e sappiamo anche che la riforma elettorale permette a questo governo di proseguire il suo lavoro e al Parlamento che verrà di eleggere il Presidente della Repubblica. Ma per l'autonomia, e forse ce la facciamo, perché non è richiesto alcun referendum confermativo, anche se l'atmosfera non è delle migliori, la Lega in ansia per l'autonomia rilancia la questione settentrionale. Quindi forse è per questo che tutti noi diciamo sì, Bossi è morto, se n'è andato, ma non se n'è andato, perché la questione è sempre qui. La diversità anche che ha avuto il risultato del referendum in certe zone dove i soldi sono arrivati a pioggia e in altre che invece trainano l'intera Italia e sono alla pari delle zone più produttive dell'Europa è sotto l'occhio di tutte. Questione settentrionale quindi aperta, apertissima, e direi veramente di rilanciarla, anche se non fosse per il nostro grande capo Umberto Bossi, che non c'è più. Ma scusami Sam, io ti contraddico sul passaggio in cui Umberto Bossi è morto, perché comunque ritenevo che abbia lasciato la vita terrena, ma lo sentiamo e lo sentiremo per ogni nostro giorno di militanza a fianco, a prenderci per mano, a rimproverarci, a rimbrottare. Però al di là di questo, facendo l'analisi che tu giustamente mi suggerisci, guardate che io ritengo che la questione settentrionale si stia rilanciando da sola, nel senso che quello che è stato il voto del referendum, quella che è stata l'atmosfera domenica a Pontida, quando abbiamo salutato per l'ultima volta il nostro capo, è una questione che al momento non è stata risolta. Vediamo che tra l'altro è anche paradossale il fatto che il processo di autonomia chiaramente sappiamo che ha dei tempi lunghi, perché ce lo insegna la storia dell'Europa. Però al di là di questo io trovo molto singolare che ci siano delle critiche alla Lega, che si cerchi strumentalmente di accusare la Lega per quanto riguarda quello che sta attraversando questa riforma. Ma scusate, ben svegliati innanzitutto, però se non ci fosse stato Umberto Bossi, se non ci fosse stato Roberto Maroni, se il lavoro non fosse stato portato avanti da Matteo Salvini, ma secondo voi nel panorama politico nazionale si discuterebbe di autonomia, si discuterebbe di questione settentrionale? Evidentemente no, per cui adesso io sono sempre per fare autocritica, ma pensiamoci su due volte prima di accusare la Lega per quanto riguarda il tema dell'autonomia. Vero. E anche la presenza l'altro giorno alle esequie di personaggi importanti del governo, non certo leghisti, secondo me è un piccolo segnale che forse non aveva così tanto torto quell'Umberto Bossi, però è un mio parere personale. Io ti terrei qua un'ora, perché abbiamo un fracco di argomenti di cui parlare. Dimmi solo una parola sul Mercosur e poi ti lascio andare, perché adesso si è firmato anche col Paraguay e si parte con questo Mercosur,
o ci sono ancora speranze che insomma qualcuno vagli ulteriormente se sarà la disfatta per i nostri agricoltori oppure no? Borchia. Guarda Sammy, io fatalità questa mattina alle 6 stavo chattando su WhatsApp con un caro amico su questo tema. Ma allora, innanzitutto io mi chiedo in 2 mesi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea cosa abbia fatto, perché io non voglio essere superficiale, mi rendo conto che l'accordo è molto complesso, però oggettivamente, insomma, io credo che se il Parlamento Europeo chiede una valutazione sulla compatibilità del Mercosur con il diritto comunitario e in 2 mesi non arrivano cenni di vita, scusate, ma io mi sento un attimo disorientato e anche oggettivamente pochi elementi da condividere con il mio territorio. Poi dall'altro punto di vista qua si va avanti come i treni, von der Leyen passa sopra quello che è stato un voto a maggioranza del Parlamento Europeo, che una volta ogni tanto magari vota anche cose giuste, e si va avanti perché fondamentalmente questo è un accordo che piace molto all'economia tedesca per quanto riguarda i nostri territori, il nostro paese. Io ho già condiviso il ragionamento più volte, ma io ho massimo rispetto per tutti quei settori dell'imprenditoria che vedono questo accordo come un'opportunità, però lo ripeto, non può essere tutte le volte che sia sempre l'agricoltura ad essere la vittima sacrificale di questi accordi. Questo proprio non accettiamo e la Lega su questo non fa sconti. E torneremo certamente a parlarne. Per il momento ringrazio il capogruppo della Lega in Europarlamento, Paolo Borchia. Buon lavoro e grazie. Grazie, un abbraccio, buona giornata a tutti, grazie ancora. Qui Europarlamento. E mi fa sempre piacere quando sono gli stessi politici che bussano a questa porta, così come state bussando in centinaia per entrare in onda. E ora non me ne vado finché non leggo tutti i vostri WhatsApp. Ecco, questa è la promessa che vi faccio. Prima però faccio un salto su Repubblica, vi risparmio naturalmente tutti gli articoli di chi festeggia, eccetera, ma c'è Matteo Pucciarelli che in mancanza del generale Vannacci, completamente dimenticato da tutti i quotidiani, ma sta bene? Voi che lo conoscete, sono tanti che sono andati con il generale Vannacci e mi chiedo cosa facciano tutto il giorno, mi fate sapere. Matteo Pucciarelli su Repubblica oggi invece si dedica a Salvini. Salvini vola da Orbán, la Lega incassa il sì nel Lombardo-Veneto. Il vice premier commenta con poche frasi, poi si rifugia a Budapest per la riunione dei patrioti. Ostellari, il paese è spaccato. Gli unici 3 che si azzardano a esprimere un'opinione prima che il grande capo rifugiatosi in Ungheria parli sono Claudio Borghi, Armando Siri e Luca Zaia. Lo fanno via social. Quando parlano i cittadini si ascolta, si sta zitti e si ringrazia, dice il primo. Il risultato non chiude il dibattito ma lo riapre. Milioni di italiani hanno votato sì e la loro voce non può essere ignorata. La riforma della giustizia resta una priorità nazionale, un tema che non si risolve con un voto, ma con una battaglia culturale e politica che prosegue. Fa il secondo. L'ex presidente del Veneto invece riflette: in alcune regioni del nord il sì ha prevalso in modo netto e questo pone interrogativi politici veri sul rapporto tra territori, domanda di riforme, capacità del paese di affrontare cambiamenti strutturali. Il vice premier, dopo i funerali di Umberto Bossi a Pontida e il voto di domenica a Roma, dove è adesso residente, curiosa nemesi storica, al mattino presto era partito per Budapest. Il sodale dei patrioti e il presidente ungherese Orbán prepara il duello elettorale del 12 aprile contro il leader dell'opposizione Magyar e Salvini commenta con poche righe: quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione, rimaniamo convinti come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine che sia necessario migliorare il sistema della giustizia. Anche per questo il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione. Si era arrivati al voto con cattive sensazioni per il segretario federale, qualche contestazione alle esequie del senatore, poi addirittura un passante che fuori dal seggio romano lo aveva irriso con una battutaccia. Da via Bellerio però si fanno dei ragionamenti. Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia sono le uniche regioni italiane dove ha vinto il sì e guarda il caso, fanno notare, sono governate dal Carroccio. Sono le aree zoccolo duro della Lega. Un dato che dietro le quinte e non solo viene messo in risalto dai nordisti del partito. Zaia, ad esempio, lo ha rimarcato, seppur senza insistere sul piano interno alla Lega. Cosa non ha funzionato? E l'articolo prosegue, ma chiaramente, signori, non vi tolgo la bellezza di leggere Matteo Pucciarelli su Repubblica. Ho qualche minuto e lo spendo bene con i vostri messaggi WhatsApp. Quelli che non leggo adesso, li leggo poi più tardi, sono in onda anche dalle 11 a mezzogiorno. Mi spiace per questi ragazzi che proveranno sulla loro pelle dopo il voto di ieri, lo dico da toscana incazzata, se il Nord si ribella e lo fa davvero, e la fa davvero la secessione, li applaudirei, ci devono mandare tutti a spigolare, dicono dalla Toscana. Giovanni, caro Semmi, bisogna ammettere che l'organizzazione territoriale della sinistra è sempre nettamente superiore a quella della Lega e del centrodestra, la loro propaganda è continua e diffusa in tutti i ceti. Ora è necessario un bel rimpasto nel governo perché certi ministri fanno pietà oppure sono addormentati. Buongiorno Semmi, ricordiamo le parole di Gratteri, delinquenti, fuorilegge, antistato, chi voterà sì. Ecco il Nord, Padani che vota sì e si rompe la schiena per lavorare e pagare tasse. Il no spera ancora di ricevere il reddito di cittadinanza dove è stato sperperato in gran parte, da dove vengono la maggior parte di procuratori, magistrati eccetera, se non dal sud, dove la legge è optional per molti aspetti, ma sarebbe troppo lungo il ragionamento. Ci salveremo solo lottando per la Padania libera, mai Mular, scrive la Monica. Come siamo caduti in basso, Semmi? Avevamo una bella possibilità di cambiare, invece spiace. Ciao da Pierluigi. Certo che siamo circondati da troppi ignoranti, purtroppo. Che schifo, questi cantano Bella Ciao e poi come si permettono di cantare Bella Ciao? Si dovrebbero vergognare, fascisti rossi. Per l'autonomia non avevamo già votato? È come se abbiamo votato il referendum del PD. Non riesco più a trovare le parole per verbalmente dire ciò che provo. Semmi, è difficile andare avanti in questo paese, ma come si fa a essere comunisti e gioire di questo sfracelo? Graziella, loro fanno il tifo perché l'Italia vada giù. Ma che strano, in Padania passa il sì, al sud con meno elettori fanno passare il non, il no, ci scrive Gian. E poi ancora WhatsApp al 340 6709 659, praticamente sulla giustizia hanno deciso proprio quelli che anagraficamente, per non dire culturalmente, perché i Propal non sono noti per essere costituzionalisti, niente ne sanno. E il voto comunque cospicuo di quelli che hanno votato sì non dovrebbe comunque essere tenuto in conto come sintomo di un disagio verso il concreto funzionamento della giustizia, come dimostrato anche ieri dalla reazione tutt'altro che sobria e imparziale dei magistrati che cantano l'inno di guerra della sinistra. E ancora, sicuramente tra i giudici che hanno festeggiato per il no c'è il giudice che nel 2024 ha concesso i domiciliari a uno dei 2 americani coinvolti nell'assassinio del vicebrigadiere Cercello, perché di etnia zingara, Marcello da Ostia. E ancora, ragazzi miei, quanti che mi state scrivendo, auguro a quelli del no di non trovarsi di fronte a qualche delinquente, perché se malauguratamente dovesse capitare qualcosa di brutto, tipo magari che ci scappasse il morto di uno di essi, questa magistratura che ballava e cantava potrebbe anche condannarlo e metterlo in galera, dovrà risarcire la famiglia del malcapitato, così funziona in questo paese. Scherza la Clara da Sondrio. In Liguria le TV locali e nazionali e i giornali sono di sinistra, hanno potere, scrive Antonia. Ciao simpaticone, la sinistra si compatta e vince, il centrodestra non sempre. Buon mattino. Ora la destra deve rimboccarsi le maniche e lavorare tanto per essere più incisiva nelle piazze e rieducare i giovani traviati dalla mala politica. Loro sono il futuro. L'entourage della destra deve avere il coraggio di ammettere i propri errori e cambiare passo se non vuole perdere le prossime elezioni. Abbiamo bisogno di guide forti e competenti. Mio figlio trentenne deluso dalla Meloni. Buongiorno Sammy, il sì si è svegliato troppo tardi, ma comunque è un autogol del popolo italiano clamoroso. Questo paese può essere governato solo dalla sinistra.
Ciao a tutti. Non deve fare niente Salvini, nemmeno il ponte. No, a non fare niente sono bravi gli altri, caro ascoltatore. Matteo lo conosciamo benissimo, è stato il direttore di questa radio, non è capace di non fare niente, piuttosto se ne va e fa cadere tutto. Ciao Sammy, cerchiamo tra tutti i nostri ascoltatori di far circolare l'applicazione della nostra piccola grande radio a parenti e conoscenti, sostenitori, militanti. È un piccolo grande gesto per far sentire sempre di più la voce di libertà e informazione della Lega. Grazie Marco, grazie davvero a tutti coloro che condividono ad esempio questa rassegna stampa dalla pagina Facebook di Radio Libertà o di Lega Salvini Premier e la inviano tramite WhatsApp a tutti i parenti, a tutti i vostri contatti, per far capire che c'è un'altra voce. Non pensiamo di avere in tasca la verità, pensiamo di dire quello che le altre radio non possono o non vogliono dire.